Sì, allora diciamo che ero entrato in gara con la consapevolezza che potevo fare bene. Appunto un mese fa lo statunitense era riuscito ad innalzare l'asticella del mio record mondiale conquistato l'anno scorso di 5 punti. Sembrano pochi, ma in realtà sono molti 5 punti. E quindi ero molto concentrato e sapevo che sarebbe stato molto difficile. Eh, per soli 3 punti non sono riuscito a raggiungere il punteggio fatto dall'americano, però sono riuscito ad alzare il mio record fatto l'anno scorso di 2 punti, appunto conquistando così il record italiano ed europeo della mia categoria. Allora, a fine gara c'è stato un momento un po' così, perché da una parte ero felice, dall'altra no, perché sai, arrivi là a un passo insomma da quello che mi ero tra virgolette prefissato, quindi ero un po' più deluso a fine gara che contento, però poi insomma poi la delusione è passata perché avevo fatto una bella gara, quindi dovevo solo essere contento di quello che ero riuscito a fare, anche perché è uno stimolo in più per il prossimo anno, no? Quindi il prossimo anno so che c'è ancora quel piccolo step da fare e quindi mi impegnerò al massimo per poter raggiungerlo. Poi il record è una cosa che non ho mai guardato più di tanto, è una cosa che sì, sempre fa piacere farlo sicuramente, perché insomma ti rende orgoglioso di tutti i tuoi sforzi e poi se viene bene e se no va bene lo stesso insomma. Quali sono i prossimi obiettivi e appuntamenti sportivi? Allora, i prossimi appuntamenti sportivi, vabbè, avremo i campionati italiani outdoor a luglio, avremo 2 tappe della Coppa della European Cup, che sarà una a Roma e una a Nove Mesto in Repubblica Ceca. E poi l'appuntamento clou stagionale sono i campionati del mondo che saranno a metà settembre in Corea del Sud, quindi diciamo che adesso passata la stagione indoor, diciamo, passeremo subito alle lunghe distanze, 50 metri, e, insomma l'obiettivo principale resta il mondiale in Corea, quindi diciamo che i miei sforzi e tutto il mio impegno saranno propensi a quell'evento, ecco. Qual è l'augurio che ti fai dal punto di vista personale e anche sportivo per il tuo futuro? L'augurio che mi faccio è di continuare a gareggiare divertendomi, di fare questo sport perché mi piace. Dopo ovviamente è chiaro, tutti gareggiamo per vincere, io in primis pretendo molto da me stesso, però spero di non perdere mai, ecco, questa cosa, di fare il mio sport divertendomi, stando appunto con i miei compagni, di essere sempre un bel gruppo e ovviamente di vincere il più possibile.